Benvenuto al senatore Antonio De Poli, segretario nazionale dell'UDC. Benvenuto nei nostri studi. Grazie a voi. Buona giornata. 3 giorni al voto, si chiude una campagna elettorale per le regionali importante. Ecco, che cosa sta raccogliendo nel territorio? Quali sono le istanze principali? Quali le priorità dei veneti? Secondo me le priorità dei veneti, vorrei dire, partono da quello che sono le priorità verso la persona, quindi sanità, sociosanitario e sociale, e una priorità che oggi si sente con forza, oltre a questa, è quella della sicurezza, la sicurezza a casa propria. Sta nascendo un problema importante dove la gente non si sente più sicura, e questo è il secondo aspetto. Il terzo aspetto, quello delle nostre imprese, in modo particolare della piccola impresa, l'artigiano, il commerciante, l'agricoltore, che sentono il peso di una programmazione che non guarda il futuro ma a corto respiro, quindi dobbiamo dargli una possibilità di guardare il proprio futuro, defiscalizzazione, aiuti eccetera, però ecco, attenzione alla piccola impresa che poi è il 99,9% dell'impresa del Veneto, voglio dire, e credo questo. E poi il nodo storico che noi abbiamo da sempre è quello dell'infrastruttura. Ecco, io credo che siano con queste priorità le cose, quindi al centro la persona, quindi sanità sociale e sociosanitario, e poi sicurezza, piccola impresa e chiaramente infrastrutture. E al quinto posto il Veneto è la terra della voglia, del desiderio di autonomia. Ma io credo che l'autonomia è uno degli aspetti che da sempre abbiamo fatto il referendum, hanno votato milioni di Veneto. Oggi anche con la preintesa c'è un primo passo importante, che lo Stato e la Regione si sono messi assieme guardando ai nostri territori. Io credo che questo sia un bel inizio. Chiaramente il percorso è ancora da definire in tutti i suoi aspetti, però è un primo passo fondamentale per raggiungere l'obiettivo di avere un'autonomia, quindi di avere la responsabilità, che autonomia è uguale a responsabilità rispetto alle cose che vuoi fare e che puoi fare. E credo che questo sia un bell'aspetto per non fare lo scaricabarile, è sempre colpa degli altri. Io credo che noi veneti possiamo prenderci con forza la nostra responsabilità, come ce la siamo sempre presa, come se la sono presa i nostri genitori quando hanno ricostruito nel dopoguerra il nostro territorio, come hanno fatto le nostre aziende nel sottoscala o nello scantinato o nel garage di casa. Quindi io credo che questo sia un bel passaggio che abbiamo di fronte. Guardando un po' ai partiti della coalizione di centrodestra, non c'è secondo lei il rischio che dalle urne venga fuori più un Veneto centralista che non autonomista? Ma io credo che i veneti da sempre, al di là dei colori politici, voglio dire, di appartenenza, hanno quei valori che da sempre appartengono al popolo veneto, quindi il fattore dell'autonomia in Veneto è un fattore preponderante dentro nel nostro DNA, e credo che questo sia a prescindere da chi sia il governo da una parte o dall'altra. L'abbiamo visto anche al referendum, che molti della sinistra, che anche se concettualmente erano contro, no, da un punto di vista nazionale, qui l'hanno votata e l'hanno supportata, e credo che questo sia anche l'aspetto che abbiamo attualmente. Ecco, la gente veneta chiede ai politici veneti che poi vanno a Roma di fare la loro parte, quindi di rispettare la promessa, no? Quando si parla di autonomia. Poi quando si va a Roma ci si scontra probabilmente con dei partiti che sono più scettici circa l'autonomia. Allora come superare questo scetticismo e come andare avanti? Io credo che noi dobbiamo superare questo facendo una cosa che è di una semplicità estrema e che noi veneti non siamo bravi, che è quella di far squadra. Dalle altre parti, quando devono portare a casa qualcosa per il proprio territorio, a prescindere lo portano a casa. Ecco, noi dobbiamo andare fuori da quello che è un po' il nostro contesto, la nostra forza da una parte e la nostra debolezza, quella di non sapersi aggregare, da mettersi assieme. Ecco, io credo che noi oggi più che mai, soprattutto adesso che abbiamo col prossimo governo regionale, che sarà un governo importante che dovrà fare le scelte del nostro futuro, non per i prossimi 5 anni, dovrà riprogrammare la regione che deve guardare i prossimi 20-30 anni, una società che è cambiata in tutti i suoi aspetti, sia da un punto di vista demografico, non ci sono più bimbi, quindi dobbiamo intervenire strutturalmente aiutando i nostri giovani a far famiglia,
e a far figli con tutta una serie di servizi, e dall'altra parte a costruirsi casa. Oggi chi è il giovane che può farsi casa? Io credo che non ci sia più possibilità se non ha i genitori che l'aiutano. Quindi dobbiamo fare anche una serie di politiche abitative importanti sia per i giovani che per chi ha un'età importante. Oggi l'housing cosiddetto sociale è importante anche per età da 70, 80, 90 anni, che ormai sono delle persone con ancora grande risorsa da poter dare alla nostra società, però con una serie per caso di problematiche. Quindi dobbiamo pensare a una società che è cambiata, e lo stesso il lavoro è cambiato nelle nostre aziende, quindi una riprogrammazione importante che deve vederci partecipi per i prossimi anni, fondamentale. Il centrodestra si fa interprete del cambiamento e quindi nella proposta, quando e se insomma andrà a governare nuovamente la regione, decide di tornare indietro, quindi di sdoppiare l'assessorato alla sanità e al sociale. Un tempo era così, poi insomma si era accorpato in un'unica figura, in un unico assessorato. Questa è l'interpretazione dei tempi. Lei è particolarmente affezionato e sempre si è dedicato al sociosanitario soprattutto. Mi sono riportato qui il nostro programma. Noi abbiamo, rispetto anche a altri, anche della nostra stessa coalizione, fatto un nostro programma che nella prima parte appartiene al programma, è la stessa priorità del programma del Presidente e quindi della coalizione, la persona al centro, il Veneto nel cuore. Qui abbiamo tutta quella parte del sociale, che quindi le politiche alla persona, le politiche che sono quelle del territorio, quindi il sociosanitario, l'aiuto alla persona, dal medico di medicina generale all'assistenza domiciliare integrata, quella che è la presa in carico della persona in tutti i suoi aspetti, alla sanità, che è quella della sanità ospedaliera, che è acuzia e malattia, quindi anche qui liste d'attesa, le sentiamo tutti i giorni. Qualche giorno fa seguivo la vostra trasmissione, qualcuno diceva devo operarmi una cataratta 2027. Ecco, queste sono delle situazioni che dobbiamo capire come risolverle e dobbiamo intervenire con forza, perché la percezione dei nostri cittadini, che nonostante noi su questo riconosciuto da tutti, abbiamo una buonissima sanità, però la percezione non è positiva. Quindi dobbiamo ricambiare i contesti della programmazione. Ci manca il rapporto diretto con il cittadino rispetto alla prevenzione e rispetto al territorio. La salute, che comprende il sociale, il sociosanitario fondamentale, e il sociosanitario è quello territoriale, l'intervento sanitario territoriale, e la sanità ospedaliera è quello che oggi forse è un po' mancato nel momento in cui, diciamo che è mancato nel momento in cui l'assessorato è stato fuso assieme. Quindi il fatto della divisione significa ritornare a avere attenzione e cura al nostro territorio, ai nostri anziani, ai nostri genitori e ai nostri figli e a ognuno di noi. Io credo che questo sia un aspetto importante, e chi lo prende in mano deve essere capace e deve avere quell'attimo di cuore e di attenzione di entrare in quel mondo, perché ci devi entrare, deve essere parte integrante, lo devi percepire, lo devi sentire, e credo che questo questo faccia la differenza. Solo una considerazione: come sono cambiati velocemente i tempi, anche le esigenze delle persone? È tutto più veloce, la politica diventa più veloce. La politica deve diventare più veloce. Questa è la vera scommessa che avrà Alberto Stefani, che sarà presidente, il centrodestra che governerà questa regione, e chi governerà questi sistemi dovrà essere veloce. Oggi i cambiamenti, una volta una legge, una programmazione durava 10-20 anni, no? Adesso la nostra programmazione ha questa età. Adesso devono riprogrammare il Veneto rispetto a una società che è cambiata, a esigenze cambiate, anche rispetto a un'età che è cambiata. Noi abbiamo sempre più persone con età importanti. Se pensate che gli ultracentenari in Veneto sono 400-500, cioè migliaia in Italia, una volta ce n'erano 1, 2, 3 in tutta Italia. E questo è un fattore bellissimo, meraviglioso, ma con esigenze completamente diverse. Quindi la persona 80, 90 anni, 70, eccetera, cambiano le esigenze. Quindi per questo dicevo, cambiano le esigenze abitative, cambiano le esigenze sociali, e quindi con quello che è l'assistenza.
E poi abbiamo molte persone con età importanti che sono ancora attive, forti, quindi dobbiamo capire come possono essere integrate nella nostra società, una società che è cambiata, come è cambiato il lavoro, come è cambiata la famiglia, come sono cambiati i nostri giovani, che dobbiamo tenerli qui, farli lavorare qui, chi studia all'università, dopo se ne va all'estero, perché qui non ha prospettiva. Quindi dobbiamo cambiare questo, dobbiamo tenerli qui e chiaramente uno degli aspetti importanti è cambiare quelle che sono le buste paga dei nostri dipendenti, perché credo dei lavoratori, credo che questo sia un aspetto importante. Come e perché? È un bel piano che si deve programmare, interessante. Bisogna leggere i programmi, manca davvero poco. Lei pensa che comunque la geografia del Consiglio regionale e della Giunta regionale cambierà molto rispetto all'oggi? Sì, sì, il 90%. Al Io 90%. credo che il 90% forse anche il 99% del Consiglio regionale sarà cambiato rispetto a quello attuale, la Giunta sarà al 100% cambiata, oppure il 99,9%, però credo che sia, salvo che non faccia una modifica dell'attuale regolamentazione regionale, e quindi ci sarà una composizione completamente diversa, con valutazioni completamente diverse. Però quello che io ho notato in questa campagna elettorale, che invece non notavo negli ultimi 10-15 anni, quindi non un giorno, che le persone ti chiedono cosa proponi. Cioè ti chiedono il programma, nessuno lo leggeva più ed è stato uno dei motivi per cui noi l'abbiamo fatto e l'abbiamo proposto. E molte parti del nostro programma, quello che dicevo prima della salute, sanità, sociale, sono state inserite anche nelle priorità del Presidente del centrodestra e anche molte altre. Questo però ci fa dire che fra di noi ci sono differenze, ma non ci sono divisioni, perché abbiamo una comunità di intenti nei nostri programmi, nei nostri principi, nei nostri valori che ci mettono assieme. E questa è una cosa molto, molto forte e importante rispetto a un centro-sinistra invece che ha delle divisioni talmente forti che tante volte anche nei programmi e nel percorso di governo invece vanno da altre parti. Ecco, una cosa si può ancora dire, perché percentuali non se ne possono dare, però sembra che la percentuale dell'astensionismo sarà alta anche in questa tornata elettorale. Su questo non c'è destra, non c'è sinistra, non c'è centro che tenga, tutti a ripetere che? Si deve andare a votare, che è l'aspetto di democrazia e di libertà più importante che noi abbiamo come cittadini. E credo che questo sia un aspetto primario prima di qualsiasi altra cosa, e non ha colore di appartenenza, ma il valore della nostra democrazia. Andate a votare, perché votare significa fare la programmazione per ognuno di voi per il prossimo futuro, e credo che questo sia un aspetto veramente importante. Andate a votare e votate bene. Grazie senatore, buona campagna elettorale. Grazie a voi, gentilissimi.